Everybody moving. Senz'altro. Everybody moving. Senz'altro. Everybody moving. Senz'altro domenica è il podcast di Radio Bella e Monella con Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio. Buon ascolto! Ciao persone! Bentornati a Senz'altro Domenica, la trasmissione comica più divertente qui a Radio Bella e Monella la domenica mattina. Tra le 10 e le 12. Bravo! Anche perché c'è solo questa, possiamo dirlo. Ma chi siamo noi? Chi siamo noi? Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio, precisamente Marco, Pippo e Gaetano, qui per farvi compagnia e ridere insieme fino alle ore 12. Ma chi siamo noi? Ma chi siamo noi? Ancora l'abbiamo già detto. Siamo tre persone che non devono più ascoltare Sanremo. Sì! Ma è stata una settimana bellissima, è stato meraviglioso. È stato Però, bello. Ragazzi, è ora di voltare pagina. Sì. È ora di voltare pagina. Voltiamola Perché di Sanremo non ne possiamo più, ma non sarà l'unico argomento di discussione questa mattina, anzi forse non ci sarà proprio. Evitiamolo proprio. No, evitiamolo. Però noi ci teniamo in particolar modo a dirvi che secondo un recente sondaggio della prestigiosissima rivista Speaker Radiofonici e Calamite da Frigo. Mitica. Sì. Che rivista? Io ho l'abbonamento. Anch'io. Noi tre siamo al primo posto tra gli speaker più carini della domenica mattina. Tra le 10 e le 12. Sì, e tra le calamite da frigo più desiderate. Pensa a te. Questo non lo sapevo. E allora, ragazze e ragazzi, preparate i vostri frighi e preparatevi a 2 ore in compagnia di Marco e Pippo con Senz'altro Domenica! Ragazzi, non so se vi siete accorti che stamattina sono un po' nervosetto. Sì, un po' sì. Non vi ho salutati come al solito. Sì, no, questo ho non dato mi lo ha schiaffo a neanch'io. Gaetano. Questo lo fai tutti i giorni. Lo fai sempre per No, questo. perché non so se voi mi credete, ma a volte ci sono delle piccole cose che succedono a casa, ma che mi fa proprio diventare stupido. Non so se mi credete. Allora, che diventi stupido. Tu ne hai vissute tante per Esatto. arrivare così. Però Grazie. Ce ne saranno tantissime quotidianamente. Questo siamo sicuri. Allora, cerchiamo di capire i motivi. Il perché? Allora, ho preparato la mia classifica delle 5 cose domestiche che mi fa diventare matto, mi fa diventare stupido. Stupido. O meglio, tecnicamente mi sono informato di questo meccanismo e si chiama sequestro emotivo. Sequestro emotivo. Cioè, Oggi iniziamo, ragazzi, con la scienza. Con la scienza, ci sono delle cose che ti capitano, delle persone che ti parlano, delle situazioni che ti fanno talmente arrabbiare che ti sequestrano le emozioni e te diventi stupido praticamente. Certo. Beh, tu diventi stupido. Tu in particolar Diciamo modo. che Pippo tende a giustificarsi. Deve trovare degli alibi. Perché Pippo è stupido? Anzi, attenzione, la classifica del sequestro emotivo di Pippo. Allora, al quinto posto, quando devi mettere via una roba in frigo e ti serve il cellophane, ma qualcuno prima lo ha messo male e non sei a righetta ne apri 3/4, ma resta che il bordo finale del 3 sempre più centimetri, sempre più spesso. Bravo. Quanto fastidio dà. Tanto. E ora a fine ti lasci il cellophane e metti un piatto sopra e copri e te metti in frigo. Fatto bene. Al quarto posto, quando lasciano la nocciolata al suo posto nel scaffale della colazione, ma c'è solo il fondo. Però il bordo pieno per far tutto marrone. Se pieno, invece no, apri e trovi quanto niente. fastidio dà. È vero, tipo è vero. quando cerchi il gelato, ma che sei il minestrone sulla vaschetta. Brutto. Schifo. Poi il sacchetto dell'umido che quando lo alzi gocciola. Ma possono inventarsi inventare un modo? un Lo penso sempre niente. tutti i giorni. Vabbè, poi questo è un must. Il sapone liquido che quando finisce si qualcuno ricarica con l'acqua. E lì ti schicci e cosa succede? Abbiamo anche l'audio. Hai il Questa sapone è la liquido maglietta. dappertutto. Esatto. E la prima? Hai sapore dappertutto tranne sulle mani. E la prima? La prima, ragazzi, è stata a casa tua la signora delle pulizie, ha fatto un ottimo lavoro. Sì. E a prima macchia che te fa dopo il lavoro della signora delle pulizie, traduciamo La prima macchia che rilasci su una superficie, ad esempio. Dopo il lavoro della signora delle pulizie, quanto fastidio dà? Sì, è vero. Ti metti in discussione anche come persona, ma ora quanti soldi ho buttato via per niente e ho già sporcato. E quanto ha lavorato tutto. lei per nulla? Allora Capito? chiudiamo questa prima parte di questa Senz'altro Domenica emotional con un messaggio: non entrate in sequestro emotivo, altrimenti diventate stupidi come Pippo. No!
Siamo un po' in ritardo questa mattina, 16 febbraio, perché non è ancora venuto a trovarci l'assessore Ciano Contin, ma rimediamo subito. Benvenuto assessore Ciano Contin. Senz'altro, ciao ragazzi, eccomi qua. Ma sto ancora smaltendo i festeggiamenti di San Valentino, ragazzi. Bello. Lei festeggia San Valentino? Senz'altro, guarda Gaetano, sono un inguardabile romano. Guarda, inguardabile di sicuro. Si dice inguaribile per in questo inguaribile, caso. speriamo di no. Ho un po' di tossetta, ma spero di stare meglio. No, Gaetano, perché mi chiami le sfighe? No, Gaetano? ma si dice così. Ce l'hai con me? Mi fai le male No. grazie con la statuetta Woody di me che è a casa? Ma che voodoo? Non è voodoo, cosa sei un Wurstel? No, Cioè, non so. Dicevo, a me mi piace festeggiare San Valentino perché è una scusa per fare quelle cose che non fai mai, no? Tipo cosa ha fatto? Beh, quest'anno abbiamo fatto un weekend coitosi sul Collio in Slovenia. Mamma, quanto ridere, quanto che abbiamo bevuto. come coitosi? Scusi. Con la compagnia di amici andiamo sempre via ogni anno a San Valentino. Scusi, sarei tanto curioso di conoscerli i suoi amici. Sì? Beh, naturalmente c'è Renzo della Proloco. Non può mancare Renzo della Proloco. Sto anno si è venuto Renzo Bistecca, il macellaio del paese. Si è venuto via anche a Pasmina, che è il bideo bengalese che lavora a scuole medie. Pasmina, no. Perché non penso che non mi ha, scusi. Ah, chi sei che sa come che si chiama? Perché lo deve chiamare così? E che sempre intorno sta a scerpetta, noi altri lo chiamiamo così, non parla neanche italiano. Beh, come Ma lei, perché lo portate via? Lo portiamo Devo via dire perché che- ride sempre e fa compagnia. Vabbè, e Dopo poi- era Attilio Tegoina che ok. il frutta e verdura. Ah, ok, Attilio sì, Tegoina, Tegoina. salutiamolo. Anche se Tegoina in realtà Abbiamo assessore l'avevo perché immaginato. frutta e verdura, dai. Dopo si è venuto via Van Gogh. Pittore. Van Gogh. Van Gogh. Pensa alla storia di Van Gogh. Io una volta era contadino, dopo si è messo a fare il pittore, perché io chiamiamo Van Gogh. Perché una Ma volta per era- piacere. per favore. Ma per piacere. Dopo è venuto via Vanni Fiaschetta, che già il soprannome spiega tutto, molto. ragazzi. Beh, non avevo- Vanni Fiaschetta fa 3 km con un litro, no, dubbi. E si è venuto via qua Serena. La moglie. No, si è a Cagnetta. Ah, E si è preso un cane guida per quando che va a tornare a casa dal bar de notte. certo. Una bella compagnia divertente. Scusi, Allora scusi, c'è, però. scusi, c'è Vanni Fiaschetta, Esatto. Serena Sì. e Assimia. Sì, e a Simia non manca mai. non Però manca io mai. in tutto ciò, scusi, non capisco una cosa, assessore. Cioè, stavamo parlando della festa degli innamorati, Sì. San Valentino. Sì. E lei che ha detto che è un inguaribile. Inguardabile, No, inguaribile. romantico. Che ha festeggiato San Valentino, ma poi ci ha detto che è stato via tutto il weekend con sta compagnia di Sì, matti. sì. Cioè, ma il regalo a sua moglie. Se proprio questo, sparire per 3 giorni, un regalo meglio non potevo farghe. Bravo assessore! Ma che bello Gaetano, sai che Marco ha preparato una nuova rubrica Dai, che si rubrica, chiama Veneti dai. nel mondo. Ma che bella sta rubrica, bello sto La titolo. rubrica è una notizia che vi volevo condividere, però non è- Sul foglio è scritto Veneti nel mondo mondo, è faremo la una rubrica, la no? rubrica è una roba che mi mette Ma guarda ansia, che- perché mi sembra che ogni domenica devo fare una rubrica. Beh, Ma lui minimo. ha fatto veramente questa idea geniale di Veneti nel mondo come rubrica, mi piace. non è dai. una rubrica, la rubrica mi mette ansia. Cioè, Perché è una Gaetano che aveva preparato anche la sigla della rubrica Veneti nel mondo. Veneti nel mondo. Ti piace? Te che avevi anche preparato. Capite anche perché non è una rubrica. Se questa sia la sigla, pensa rubrica. No, in realtà la notizia è molto bella, ma è anche nota, è anche conosciuta. Io non la conoscevo, quindi io condivido le cose che non so. Vai, magari raccontaci di questa rubrica. qualcun dai. altro la Veneti nel sapeva. mondo. Non lo dico per me del manamento perché non è una rubrica. È un racconto di Cristina Zenato, che è una subacquea professionista specializzata in ecologia marina e antrozoologia, cioè Certo. nello studio delle interazioni tra esseri umani e altri animali. Non quelle che hai tu di solito, Gaetano, che non si possono dire in fascia esatto. protetta, ma Esatto. No, diciamo, rapporti sì, normali sì. con gli animali, ecco. Sì, sì, sì. Lei è originaria di Peschiera. Ah, ok. Ok, quindi mi piaceva condividere questa storia perché se n'è andata dall'Italia a 22 anni ed è andata a Gran Bahama, una isola dell'arcipelago delle Bahamas, e lì c'è una storia bellissima perché è diventata l'amica degli squali. Amica degli squali. Bellissimo. Beh sì, gli squali, che sono questi animali che noi tutti ricordiamo per il film Lo Squalo e tutti i traumi che ci hanno provocati, per cui oggi infatti. quando noi andiamo a Rosolina Mare, a Sottomarina, a A mezzo Jesolo, metro di acqua, a abbiamo mezzo paura metro di- abbiamo paura che arrivi Queste uno tette, squalo esatto. bianco. È vero, è vero, è vero. Però insomma lei ci è diventata amica, non solo amica, ha un rapporto speciale con gli squali che vivono in quella zona, a cui ha dato proprio un nome a seconda delle caratteristiche fisiche. Addirittura, dai. È stato molto bello perché uno l'ha chiamato Black Spot, banda nera,
ed è uno squalo maschio che va da lei solo quando ha bisogno di togliere gli ami dalla bocca. No. E questa cosa degli ami dalla Veramente? bocca, non solo lo squalo Black Spot, ma tanti squali sono andati da lei per farsi No, togliere è gli ami. bellissimo. Se passa parola, tu sì che sei il dentista degli squali. Esatto. Ah, sei qua Caterina? Ah, che bello, andiamo a fare un giro. È la Cristina. Cristina, ecco. Beh, ma è una cosa meravigliosa. E insomma, in questi anni lei ha rimosso più o meno 350 ami, però, che conserva come caspita. simboli del danno che l'uomo può infliggere, ma anche del bene No, che una bello, singola bello. persona può Molto fare. bello. Ecco, mi è piaciuta molto perché Bello. io che con 2 squali ci lavoro, adesso no. sì, Sai cosa? vi guardo con occhi. Non è che avete Allora. un amo da togliere voi ragazzi. Sai che questa prima rubrica di Marco Non è una rubrica. Ma sì, è bellissima. Ma Mi fa l'ansia venire in del- mente una frase di Platone che diceva: sapete quali sono i pesci più pericolosi di tutte le acque? No. Squali. Squelli. Questo era Platone. O forse Platessa. Bella Monella, senz'altro domenica mattina, e ora tocca a Gaetano, ragazzi. Sì, perché non è che è una rubrica questa. Vai in per la realtà, tua rubrica, ma Gaetano. non è neanche questa una rubrica. In realtà, oggi ci tenevo a ricordare che ieri, il 15 di febbraio, è stato il compleanno del principe della risata. No, il mio compleanno è a dicembre, ti No, stai te- sbagliando. no, tu sei il grosso. principe dei modesti, il principe della risata, Totò. Totò, certo. Auguri, Totò. già sentito. Esatto, Antonio De Curtis, in arte Totò, è stato il più. Non è stato semplicemente un attore, è stato probabilmente un genio della comicità, un simbolo, poeta. dai, diciamo. Esatto, insomma, ispiratore. una vera e propria icona. Certo. Ecco, allora noi vogliamo ricordarlo con un piccolo quiz. Perché ok. non so quante cose sapete di Totò. Infatti, allora, non tantissimo. Io ho letto un libro, quindi Dai, quindi capiremo potresti- con questo attenzione. quiz quanto poca memoria ho. Esatto, molto bene. In quale film Totò dice la celebre battuta a proposito di politica? Ci sarebbe qualcosa da mangiare? Totò, Peppino la malafemmina, miseria e nobiltà o guardie e ladri? Miseria e nobiltà. Miseria e nobiltà. La risposta esatta, bravi. Questa era, però era abbastanza Era semplice. Questa era abbastanza semplice. intuibile. Dove lui interpreta un personaggio che si chiama No. Felice Sciosciamocca, è un nobile non lo decaduto. sapevo. Bla bla. Attenzione a questa: Totò era un grande autore di canzoni. Sì. Questa è facile, eh? Sì. Quale tra queste è una sua celebre canzone? Vai. O Surdata innamorata, Mala femmina o Funiculi funicula? Mala femmina. Ma la femmina. Pippo ha guardato Marco. E se vedete il pareggio per adesso, ma queste erano molto semplici. Attenzione, Femmina, tu sei una mala femmina. Sentite. Totò che si sta rovesciando sulla palla. dai, siamo stati No, è un anche omaggio. bravi. Totò aveva una grande passione per gli animali. Quale animale amava Io particolarmente? lo so. I gatti, i cani o i pappagalli? Questa volta risponde prima Pippo, I allora. pappagalli. I cani. I cani! Tra l'altro ne salvava anche molti per la Tantissimi, strada, sì, molto sì, bravo. sì, aveva decine di cani. Cosa faceva Totò prima di diventare un attore famoso? Il calzolaio, il venditore ambulante e il cabarettista nei teatrini di Napoli. E calzolaio. Cabarettista nei teatrini di Napoli. Risposta esatta! Vabbè, ma allora ti sta era troppo surclassando, facile, surclassando. Facciamo. Ho letto un libro. Ho letto un Esatto. libro. Totò aveva un titolo nobiliare molto lungo. Quali di questi è vero? Attenzione. Principe di San Severo, conte di Pomigliano, duca di Bisaccia e marchese di Castelluccia. Oppure principe di Napoli, barone di Caprera, marchese di Sorrento e duca di Posillipo. Oppure granduca di Mestre, conte di Albignase e marchese di Castelfranco. Questa di No, Pippo, no, Castelfranco. ma te l'ho fatta La facile. 1, la 1. La 1 era giusta. Ah, ci picchia. Lui però amava definirsi il principe di Bisanzio, in realtà semplicemente perché giocava su questa cosa che aveva dei titoli nobiliari. E quindi il vincitore anche oggi è Ta-da-da-da-da! Grazie, E grazie, Pippo, grazie. per dirla alla Totò, ma mi faccia il piacere. Marco, ti vedo un po' provato, un po' preoccupato. Un po' provato, non so se- ragazzi. È finita la settimana dell'iscrizione dei bambini a scuola. Ora, Aia. tutti quelli Vabbè, no, che no. sono all'ascolto e che hanno bambini sanno quante Sì. carte, quante è da fare per sta iscrizione Ora, a scuola. io Dove sono- collegati e fa No, e un casino, un casino. Dai, guys, scusa. No, dico, io sono ormai lontano, insomma, da questa problematica da diverso tempo, però voglio dire, cioè, adesso si iscrive già adesso. Era entro il 10 di febbraio Mamma quest'anno. mia, mamma mia. Sì, E sì. quindi hai fatto tutto per fortuna. Allora, iscrivere i bambini a scuola è come prenotare le vacanze. Abbiamo fatto tanto in anticipo. Vero, esatto, sì. Questa è la realtà e quindi c'è, l'hai già fatto, l'hai c'è già questo fatto, perfetto. scaglione sì. con la A, anche Sì, se sì. io lo dico con, Per e con piacere. un'altra Abbiamo vocale. compreso, abbiamo Sì, sì, compreso. abbiamo compreso Esatto, il e senso. niente, quindi guardando a che scuola iscriverli, così mi sono detto.
vediamo anche che scuole ci sono in giro. Mi sono imbattuto nell'Institut de Rosé o Rosé. Scusami, ma l'Institut de Rosé. Ma dov'è? Sul lago di Ginevra. Ma comodo anche per ogni mattina portarlo là. Sì, no, ma è un convitto, cioè si sta là, un convitto. Allora, ti trasferisci lì per i figli qualche sacrificio si fa. No, dite voi mandarli là, esatto. dite la verità. No, è che è uno dei più prestigiosi istituti scolastici al mondo, ha tra i propri alunni anche appartenenti a diverse famiglie reali, ma questi reali dicono questa amica è un figlio di un comico, no? Certo. Hanno bisogno evidente, esatto, per il prestigio. E quindi uno degli slogan di questa scuola è che è riservata ai ragazzi che comanderanno il futuro. Quindi questo collegio dove li vuoi mandare sostanzialmente? Dove volevo mandarli? Per quale motivo non li vuoi? Perché si fanno anche tantissime attività didattiche, anche bello, tantissimo sport. Pensate che ci sono due sedi, una estiva e una autunnale, e quando si va su quella autunnale si possono fare anche gli sci. Che bello, ma poi ci sono un sacco, si può fare tennis, calcio, rugby, teatro, corsa, palestra, piscine, allora è una bella scuola, no? È una bella scuola, però alla fine però non li ho iscritti là. Perché? Costa 101.000 euro l'anno la retta. E quindi ecco perché i reali si domandano ancora oggi: ma non ci sarà un figlio di un comico? Non guadagna abbastanza? No. Anzi, un figlio di un comico in quella scuola non è reale. Esatto. Sai che mi fai venire in mente una citazione di Einstein che diceva: l'istruzione è ciò che resta dopo che uno ha dimenticato tutto quello che ha imparato a scuola. Bravo, a meno che lo spenda 101.000 euro. Allora là. Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio, sempre qui a Radio Bella e Monella con Senz'altro Domenica. E vi ricordate prima l'assessore Ciano Contini che è stato qui con noi e ci ha svelato che cosa regala la moglie per San Valentino? E se ne va via 3 giorni. Esattamente. Perché è un bellissimo regalo. Perché qualche giorno fa, insomma, non è una novità, è stato San Valentino, ve ne sarete resi conto tutti. È la festa degli innamorati. Di questa festa sappiamo tutto quasi. Perché leggendo qua e là ho scoperto che ad esempio la festa religiosa prende il nome dal martire cristiano Valentino di Terni, esatto, che visse tra il secondo e il terzo secolo, e si racconta che il santo sia stato giustiziato perché aveva celebrato il matrimonio tra una donna cristiana e un legionario romano e non si poteva fare sostanzialmente. Ma stando a un'altra leggenda invece il martire si sarebbe innamorato della figlia cieca del suo carceriere e alla donna avrebbe scritto un biglietto d'amore firmandosi dal tuo Valentino, poco prima però di essere decapitato. Ancora oggi si dice ho perso la testa per una. Esatto. Tra l'altro si festeggia in tutto il mondo in maniera diversa. Ad esempio in Giappone le donne regalano agli uomini un sacco di dolci preparati a casa, e più buono è il dolce più amore portano in dono, se fa schifo uno settanti. Esatto. Poi lui a marzo risponde con una giornata chiamata appunto giornata bianco della carie. No, più o meno giornata bianco, nel senso che sta in bianco con tutti i dolci che ha mangiato. Va bene, io non so voi, ma in media in Italia si spendono 78 euro per il regalo di San Valentino. Diciamo che c'è qualcuno che spende molto più di me. Molto bene, esatto, lo so tu Pippo. Diciamo che tra me e la media di 78 euro arriviamo a 39. Se siete single nessun problema, perché c'è una festa anche per voi che è quella dei single, che si festeggia appunto il 15 di febbraio. San Faustino. Tra l'altro pare che proprio questo Faustino pronunciò la famosa frase. Perché è San Faustino? Perché lui ha detto: ci sono persone che si sposano per un colpo di fulmine e altre che rimangono single per un colpo di genio. A Radio Bella e Monella torna a trovarci anche questa domenica mattina il maestro Alberigo Fuffa. Grazie, oggi voglio raccontarvi la straordinaria storia del meccanico veneto più famoso di tutti i tempi, Elvis Mostardoni. Mitico Elvis. Nasce nel 1977 a qualche chilometro da New York, precisamente a Ficarolo, provincia di Rovigo. Qualche chilometro. Terra di sogni e di grandi opportunità. Da subito si dimostra un grande talento per elaborare i motori. All'età di 6 anni elabora la carrozzina del nonno Tony, così da fargli raggiungere da 0 a 100 metri in 2 secondi e 07. Da quel giorno il nonno diventerà per tutti il rombo di Tony. Rombo di Tony. Però facciamo un salto in avanti di qualche anno. 1992. Siamo in Portogallo, precisamente a Estoril, località di villeggiatura elegantissima da non confondersi con la meno sofisticata Autogrill. Un attimo Sono le ore 13:30 del 24 di agosto in
inspiegabilmente fa molto caldo. Come dicono gli inglesi, it's afa ancora. Come Izzafa. Tra poche ore inizierà il Gran Premio di Estoril. In ultima posizione c'è la monoposto della Stracaganasse Motors, Non mi ricordavo. del pilota italo-veneto Anthony Bonigolo. Non lo ricordo, ma non seguo tanto la Formula 1. Non è una stagione felice per la Stracaganasse Motors. immagino. Ma nell'aria c'è quel profumo di riscatto, come dicono gli inglesi. Sito sta te? Ieri era un riscatto. A pochi minuti dall'inizio della gara c'è un piccolissimo problema. La macchina non va in moto. strano, Nonostante strano. l'aiuto dei meccanici, alcune persone che la spingono in discesa proprio non dove? va in moto. Come se Per fortuna il patrone della Stracaganasse Motors chiama subito Elvis Mostardoni. Dall'altra parte Elvis Mostardoni risponde: 20 minuti e arrivo. Da Da Ficarolo. Ficarolo. A bordo Vai, della lui. carrozzina del nonno Tony percorre la distanza Ficarola-Portogallo in 19 minuti e 50 secondi. vabbè. Tempo migliorabile se non si fossero fermati a mangiare un menù rustichella nella vicina città di Autogrill. Appena arrivato apre il cofano della monoposto, mette lo svitolo sulla catena, soffia sulla candela, Sì, certo, due come- colpiti della chiave come i inglese botolini, e poi sì. visto che c'è già ripara uno strappo su uno degli pneumatici perché come dicono gli inglesi la broom del no, ripariamo vabbè, vogliamo- maestro, per favore. e la macchina parte. Un Anthony soffio. Bonigolo però arriva ultimo, anche quella volta, però grazie a Elvis Mostardoni. Però Elvis Mostardoni sparisce nel nulla, all'apice del suo successo, sparito, No, senza traccia, semplicemente sparito, come dicono gli inglesi, sparito, desaparecido. L'unica cosa che sappiamo è che Elvis Mostardoni lasciò tre mogli, 11 figli, 2 mutui insoluti, però. 50 milioni di lire in cambiali, 5 cartelle esattoriali non pagate, 3 denunce per rapina a mano vabbè. armata, sparendo nel nulla così, senza alcun motivo. motivo, certo. Questa era la certo. storia di Elvis Mostardoni che passerà agli annali col soprannome di El Birbo. Grazie Fuffa. Mamma mia, ragazzi, è il giorno delle nuove rubriche. Allora, dopo Veneti nel mondo di Marco, è il Non momento- era una rubrica Veneti nel È il mondo. momento di storie curiose a cura di Gaetano Ruocco Ma Guadagno. in realtà non è una rubrica strutturata vabbè, come ora- quella di Marco, non non so come la neanche a sua. programma a sto punto. Io mi sto appassionando ultimamente al mondo dei brevetti. Bello, come bello. tutti, come Perché tutti. dei brevetti, no, ne ho scoperti alcuni che sono geniali. Tipo c'è il pannolino con allarme incorporato. Beh, no. Sì, che avvisa i genitori quando è bagnato emettendo un suono. Ma sai che l'ho sempre pensato? Ma guarda che è un già geniale. Ho capito, qualcuno- ma suona sempre praticamente. Cioè. Ma l'altra invece è la cuccia per cani con aria condizionata. Cioè, poveretti. giustamente c'è una cuccia che ha sistema di Certo. climatizzazione per i nostri cani. Ci sta. Questa ci sta. Sì, oppure occhiali per polli. C'è un dispositivo per impedire ai polli di beccarsi tra loro, dai. riducendo l'aggressività con delle lenti rosse. Ma Guarda che veramente? è geniale. Però, ragazzi. Però questo che uria anche a qualche umano, Ma esatto. onestamente. Però, ragazzi, il brevetto, cioè, che ho trovato, non lo batte nessuno. Si intitola Sistema di addestramento per attraversare i muri. Come per attraversare i muri? Stiamo parlando di brevetti veri Sì, depositati. assolutamente sì, c'è Ripetimi anche il un nome. codice, sistema di addestramento per attraversare i muri. È stato depositato da John Quincy St. Clair il 14 luglio 2004, quindi anche recente, pubblicato poi nel 2006. Questo brevetto descrive un sistema di addestramento che permetterebbe a un individuo di Che modificare. permetterebbe. No, però attenzione, permetterebbe di modificare la propria struttura energetica per attraversare degli oggetti solidi, i muri, le porte, ad esempio. Cioè, tipo, su cosa si basa questa cosa? Sull'ipotesi che chiaramente esistano innanzitutto più dimensioni, no? Sia possibile accedere a esse attraverso specifiche tecniche. Perché? Perché l'uomo è fatto del 70% di acqua e che questo entrando interagendo con campi elettromagnetici e frequenze risonanti, insomma, modifica la struttura atomica del corpo umano e quindi può attraversare le porte, Questo i muri. secondo Sinclair, poi onestamente, vabbè. Certo, Ma non so se qualcuno l'ha mai provato, Ma ma ragazzi, guarda che queste robe qua è vere. Noi tendiamo a sottovalutare. No, dai, vabbè, Pippo, insomma, però sta Pippo, cosa qua, capito. insomma. Non mica credo. No, dai, Pippo, dai, vabbè, ma come Perché fai? posso se non è che uno va addosso a una porta e No, passa. Cos'è andare addosso, cos'è attraversare? Ma ci grazie vuole a l'addestramento. sfruttamento Mi voglio provare. No, dai, Pippo, adesso Voglio provare. adesso, Voglio provare no, ma adesso. cosa prova? No. Esco da Radio Bella e Monella No, attraverso Pippo. il brevetto di Johnny Quincy e ora io lo proverò. Andrò fuori Ma da piano, Radio Bella e ma Monella piano, no. adesso. Io ho detto che non è abbastanza addestramento. Secondo me il problema non è che Pippo si è fatto al 70% di acqua, è che il 30% si mona. Ah, ecco.
Anche in questa puntata torna naturalmente il quiz per eccellenza, il Cazzucentra. Che parole! No, ma non è una parolaccia, in realtà è un termine che Marco ci insegna a essere di origine Indo-mauriziana. ma no, è a scandinava una volta. cambio volta di vera. domenica. Non attinente Esatto, è il significato letterale del termine Quindi questo Cazzucentra. significa questo in tutte quante le Anche in tutte le Veneto. lingue. in tutte le Sì, lingue, sì, molto sì, bene. sì. E quindi come funziona? Lui ci dirà delle frasi piuttosto che racconterà una storia, noi dovremo trovare. Oggi è un po' diverso. Ah, Allora, addirittura. come funziona il gioco? Vi dirò delle cose. Se tra Sì. queste cose sentirete cose non attinenti, dovete dire Cazzucentra. Ok. Sì. La prossima settimana studierò anche dei sinonimi di cose, ma intanto giochiamo. Sì. Oggi si gioca con serie TV Vai. a tema ospedale. Una in realtà. Una. No, beh, in realtà c'è ER, c'è Scrubs. Grey's Anatomy. Ma l'unica che non ho visto. Neanche a me non ho visto. No, perfetto. Se sentite che dico robe strane, mi Ok, fermate vabbè. dicendo Proviamo. che non è Cazzucentra. Cazzucentra. Ok, non è vai, attinente. Meredith Grey è una giovane ragazza che dopo la laurea in medicina riesce a entrare nel gruppo di tirocinanti di chirurgia del Seattle Grace Hospital. Ah. Il suo sogno però è quello di fare la ballerina. Dopo Cazzucentra! Bravi. Questo è troppo. Era troppo. Dopo una serata al pub, la specializzanda Meredith Grey, lo dico bene, va a letto con Derek Shepard, affascinante Sì, dottor neurochirurgo Shepard, non so. del Seattle Grace Hospital. Sì, fin qua tutto La normale. donna però non sa che è un suo superiore e la loro relazione inizialmente crea dei problemi sul lavoro. Questo Cazzucentra. no, questo qui secondo me è ancora corretto. Bravo, è però vantaggio corretto. Guy, è vantaggio Guy. Accidenti. Derek, per rimanere insieme a Meredith, si licenzia e diventa testimonial di una compagnia di assicurazione italiana. Cazzucentra, cioè lo ha fatto ma non è è lo stesso attore, via. La malattia della madre di Meredith e l'arrivo di Edison Montgomery, moglie di Derek, complicano la situazione. E fin qua secondo me. Edison si innamora di Meredith e dopo una serata al pub va a letto con lei. No, Durante- Cazzucentra. Infatti, No, infatti questa è Durante il tirocinio, Meredith conosce la dottoressa Miranda Bailey, Sì. Miranda Johnny Walker e Miranda Glenn Grant. Questo qui è Cazzucentra, tutte e due. La prima Bailey è giusta probabilmente. Bravi. Passa la sua vita lavorativa con i suoi compagni di specializzazione, Christina Young, Izzy Stevens, George O'Malley e Alex Karev, con i quali stringe amicizia e condivide i problemi della vita. Giusto. Sì, Dopo una serata al pub va a letto con tutti i No, Cazzucentra, basta! più o meno. Ma cosa che deve Dove sapere? c'è sto pub che Esatto. dobbiamo fare un Cristina, giro? come Meredith, intraprende una relazione sentimentale con un suo superiore, il cardiochirurgo Ah, Preston Burke. Sì, questo sì, questo Dopo sì me lo una serata al ricordo. pub, Meredith Lo so. non va a letto con nessuno. Oh! Guarda, mi verrebbe a dire Cazzucentra, però a questo punto Il no. capo di chirurgia Richard Webber risulta essere un vecchio amico della madre di Meredith, Alice, famosissima dottoressa, ora malata di Alzheimer. La prima stagione chiude con Cannavacciuolo che gira una puntata di Cazzucentra! cucine da incubo nel bar e poi finisce a letto con Meredith. No, Cazzucentra! Non sai io sta benissimo. Sì. Ti è venuta voglia di vedere Grey's Anatomy? Assolutamente sì! Ci avviciniamo a grandi passi al termine di questa puntata, ma siamo ancora in tempo per un'altra rubrica. Sì. Questa è la giornata Sì, delle sì. rubriche, come quella di Marco, meravigliosa. Pippo ha scritto una rubrica. Si chiama Spunti a lunga conversazione. ma questa c'è. c'era. In realtà ho fatto una variante, cioè l'idea è quella di offrirvi degli spunti per stare in compagnia con i vostri Bello, amici. bello. E allora condivido questo gioco che da sempre ha accompagnato le nostre cene, i nostri pranzi tra amici, che è il classico gioco del Pampa Ugo. Pampa Ugo, ricordiamo, gioco con le carte, quelle da briscola, dove devi Bravissimo. pescare l'otto di È spade. il fante sì, di spade, fante di spade, il sì, Pampa fante di Ugo, spade, no? Il famoso Pampa Ugo. Allora, Chi come- pesca il Pampa Ugo Perde. Allora, come funziona la nostra variante di Pampa Ugo? Allora, si stendono le 40 carte sul tavolo e a turno ci si mette in cerchio, ognuno deve girare una carta. Chi becca il Pampa Ugo perde. Ma cosa deve fare? fin qua tutto E fin qua normale. tutto C'è una normale. penitenza. Sì, ma prima, esatto, di cominciare il gioco, ognuno scrive una prova da far fare a chi beccherà il Una Pampa Ugo, penitenza, bello. la scrive su un foglio, la piega e si mette tutto dentro a un contenitore. Bello, perché ognuno la scrive, quindi ognuno potrebbe pescarla. Bravissimo. Quindi io potrei bravissimo. pescare anche quella che scrivo io. Potresti Ah. pescare anche quelle che hai scritto tu. È interessante perché potresti essere un po' stronzetto, Però rischiando.
rischiando. Vi faccio alcuni esempi di prove che sono passate alla storia della nostra compagnia. Cantare a squarciagola in auto, in piazza, con i finestrini aperti hanno ucciso l'uomo ragno. Ma siete dei birbanti voi? Hai 3 a notte però. ok. Ma siete dei birbanti, siete dei birbanti. Schiacciarsi un uovo in testa. questa fa schifezza. Mangiare 5 Kinder colazione più in un minuto. Mamma mia, prova. rischi di morire. Una volta diciamo che uno di noi non aveva capito bene la regola che potrebbe capitare a te la cosa che scrivi nel pegno. Quindi è stato cancaro. cosa che ha scritto? E questo cancaro ha scritto mettersi per strada in parte ad una piscinara grande. Proviamo a una tradurre in grande italiano, pozzanghera. Una piscinara è una grande pozzanghera gigantesca. E qualcuno passa con la macchina. No, Malissimo. E l'ha beccato proprio lui il No, foglio. era proprio un ebete. Sì, l'abbiamo fatto. Siamo passati in 7 con la macchina. Poverino. Possiamo salutare questo amico ebete? Sì, possiamo salutarlo. Ciao. Ciao. Come si chiama? Pippo. Ero me. Non l'avevo dubbi. Pippo, scusa, riprova a vedere se funziona il brevetto con cui ci si schianta sulla porta. Ora passerò veramente per dimostrare che non sono più quel ragazzo del Pampa Ugo. No, certo sono che un'altra no. persona. Passerò attraverso Vai, questa vai, porta. Qui a Radio Bella e Monella torna a trovarci la nostra paladina dell'amore, Super Elsa Fagin. Grazie di questa presentazione. Mi sento un po' un'eroina anche se non ne ho mai fatto uso. No, aspetta. Anche se sarebbe una spiegazione su come si è ridotta No, così, Pippo, per piacere, per piacere. Allora, nella nostra rubrica d'amore domenicale oggi voglio rispondere a 2 donne che ci hanno scritto. Sì. Allora, Gaetano, ti prego di leggere la prima domanda. Ce la scrive Benedetta dal Signore. Molto bene, bravo. Ciao Elsa, io e mio marito dopo 40 anni che stavamo insieme abbiamo deciso di separarci. No. Sì, in realtà io ho preso una cotta per un altro, lui mi ha scoperta e invece di arrabbiarsi con me ha detto che mi perdonava. Anche io sono andata su tutte le furie perché vuol dire che allora non gliene frega nulla di me. Così lui ha detto che ok, allora mi lasciava. Al che io sono andata su tutte le furie perché vuol dire che allora mi lasciava perché gliel'avevo detto io di farlo. Allora lui mi ha detto che non era vero, che lui di per sé mi perdonava, ma che se questa cosa mi faceva arrabbiare, insomma, pur di accontentarmi mi lasciava, ma non mi sto già perdendo. Al che io sono andata su tutte le furie perché allora gira la frittata. Allora lui mi ha detto che per lui potevamo stare insieme, che magari insomma dovevamo prenderci una pausa di riflessione. Al che io sono andata su tutte le furie perché la pausa di riflessione è una cretinata. Allora lui aveva in mente di lasciarmi e aspettava l'occasione giusta e adesso se ne esce con sta cazzata della pausa di riflessione che in realtà significa che può fare i bagagli perché tanto è finita. Cosa mi consigli? Ma devi farti curare, mamma mia. Bravo. Mamma che ansia. E poi È la prima volta che sono d'accordo con Elsa Fagina. poi ragazzi, basta con questi drammi per un tradimento. Che palle, siamo nel 2025, quasi 2026. È solo febbraio. Insomma, quasi 2026. Ma basta no, che se non vi tradisce andate su tutte le furie, ma state serene, mamma mia. Elsa, però, cioè, voglio dire, se il suo ragazzo la tradisse, cioè, lei cosa farebbe, ad esempio? Gli taglierei il pene. No, cosa Elsa! dice? No, allora vedi che Elsa! cosa dice su no, non si fa, no. Io me ne risposte con le altre cerco di essere pagata, scusi. Sì, ma ho capito, se lo ma- facesse su amoroso lei? Zac! No! Violina Bobby, tanto secondo. No, Cosa Elsa. dice? Leggiamo No, l'altra no. mail di oggi. Ci scrive Tessa Avessi. Chi ci scrive? Tessa Avessi. Ma lo sa o non lo sa? Tessa Avessi. No, Pippo, No. basta anche tu, per piacere. Leggiamo che è meglio. Ciao Elsa, il 29 di dicembre scorso alle ore 21.04 ho trovato mio marito in un parcheggio vicino al centro commerciale Dodetti di Castellanza Briana, in provincia di Verona, in macchina con una sconosciuta. Dai. Lei, 43enne, bionda, capello riccio, altezza 1,67, dal peso di circa 54 kg, stava baciando mio marito con la lingua. Il bacio è durato 3 minuti e 24 secondi. Dopo questo bacio lei è scesa dall'auto, erano ormai le 21.07, quasi 21.08, ed è salita a bordo della sua Jeep Renegade bianca, anno di matricolazione 2023. Temo che mio marito mi tradisca. Cosa ne pensi? Temo. Non lo so, ho troppo pochi elementi per darti una risposta. Ti prego di essere più precisa, risentiamoci e potrò risponderti. Ma cosa? Vabbè, Elsa, la salutiamo, meglio chiudere qua, sì, via. sì. Chi è che ci aveva scritto sta mail? Tessa Avessi. Ma basta!
Ragazzi, anche oggi abbiamo finito. Senz'altro domenica. Ma quante rubriche abbiamo fatto? Ma tantissime. Mamma mia. Se ve le siete perse, naturalmente potete andare in cerca del nostro podcast, Sì. perché abbiamo non solo questa puntata, ma tutte le altre puntate disponibilissime su www.marcoepippo.com e anche E sul sito di Radio Bella e Monella, quindi ascoltate il nostro podcast Voce del Verbo, ma queste rubriche le si possono riascoltare? Certo. Sì. Ma se questo è come Senz'altro. cazzo c'entra, che cambia ogni volta. Esatto. Detto questo, noi vi lasciamo come di consueto con una frase, una citazione. Questa volta abbiamo scelto una citazione di Abraham Lincoln. Grande, ti Conosco. salutiamo Abram. Ciao Abram. Che dice: non sono gli anni che contano nella vita, è la vita che metti in quegli anni. Ma che bello. E questa mi piace moltissimo, Grande. mi è piaciuta anche questa puntata, ma torneremo domenica prossima con un'altra scoppiettante puntata di Senz'altro domenica. Everybody move it.